È il primo cantiere aperto per la Dunata degli Alpini di maggio. In Piazza Vittoria sparirà l'isola pedonale per dare respiro alla sfilata, quando da via D'Annunzio entrerà nel cuore dello sfilamento con da una parte le autorità e dall'altra il monumento ai caduti. Oggi è partito il cantiere con soddisfazione degli uni e un po' di tristezza degli altri. I primi evidentemente sono gli alpini, l'amministrazione comunale, i tanti che attendono con trepidazione gli oltre 500.000 partecipanti alla grande festa dal 12 al 14 maggio. Gli altri, pensate un po', sono i nostalgici di questi pali, che per oltre mezzo secolo sono stati qui, ricordo di un servizio pubblico che non c'è più. Sono i pali del filobus, primo vero segno della rinascita di Treviso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Furono iniziati appena fu possibile, quando mezza Treviso era ancora da ricostruire dalle macerie del 7 aprile 44 e i trevigiani ai piedi avevano solo la bicicletta come alternativa di, come diciamo oggi, mobilità. In realtà, come ricordano queste foto ingiallite, il tram elettrico a Treviso viaggiava quasi da mezzo secolo, ma il filobus, ovvero le corriere coi corni, come le chiamavano, arrivano con la ricostruzione e sono tra i primi segnali del boom economico che inonderà anche la nostra città, prima di Mosquiti, Vespe e Lambrete e poi via via di 500, 1100, status symbol con il frigorifero, la lavatrice e il televisore del benessere anni 60. Ecco perché questi pali, che a breve saranno abbattuti, in fondo sono un pezzo della nostra storia che va in archivio. Ma niente paura, restano quelli a ridosso del Ricati, che tra isolatori e lampade ancora di incandescenza ci ricorderanno quei filobus carichi di speranze in quel domani che forse noi abbiamo un po' perso per strada.